A mancanza né perdanza, detto in dialetto nostro, poi da artisti sapete che a volte qualche battuta nel nostro dialetto non va male, no? Però diciamo che è l'inizio. Una manifestazione a tutti gli effetti che è servita intanto a dare il ben servito a chi credeva e pensava che questa è una manifestazione non pacifica. Io penso che siamo un 10.000. Addirittura. Sì, un 10.000. Sono arrivati una ottantina di pullman alla fine. Chi doveva dirlo? Un comune come Niscemi, tanta attenzione dalla nazione, dalle associazioni, adesso un risveglio delle coscienze. Io spero di avere attenzione per altre cose, non solo per questo tipo di problematiche, non solo per le antenne, non solo per i fatti trascorsi. Dico che Niscemi può avere un risvolto particolare in tutto quello che può succedere, perché Niscemi è una città che vuole esportare la niscemesità, del niscemese laborioso, del niscemese che non lavora con l'orologio ma con il sole, del carciofo. Bellissima la sagra, complimenti. Che è il maggior produttore di carciofo, quantomeno di prodotto. Ora bisogna lavorare sulle altre parti, sulla trasformazione, sull'esportazione, sulla commercializzazione. Bisogna lavorare anche su questo. Ho un'area PIP, un piano di insediamenti produttivi da assegnare, su cui io voglio garantire e tutelare chi vuole investire in questo territorio. Sono pronto a trovare soluzioni per portare nuovi fondi in questo territorio. Non è facile, però siamo lì. Io sono convinto che assieme tutti ce la possiamo fare. Il sindaco da solo credo che valga uno. Vabbè, abbiamo un presidente gelese, non a caso, no? Confidate in Crocetta. Finché Crocetta emanerà delle leggi o si batterà per come sta facendo in questo periodo, il sindaco di Niscemi è pronto a sostenerlo, come l'ha sostenuto al Senato. Noi lontano da Leonforte. Leonforte è Enna? Enna, sì. Certo, però sicilese è molto delinquente siete, Siete mafiosi, tutti, no, non voleva vedere chi fa, no, vai. Addirittura! C'è chi è peggio. Ah, no. Il peggio non c'è mai fine. Ma che c'era posto? Vabbè, non l'hai sentito quello, non andate là? C'era posto, ma gareggiai o che era posto? così. Da lei che c'è. Caro, ma c'è assai ancora? Sì. Come sei? 7-8 km, non ti preoccupare. Va, dai, non decide cose che... Madre mia. Ma il corteo dove inizia, ragazzi? L'importante è che c'è stata l'adesione, anche se in ritardo meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai. Oh, inquadra le serre? Le serre? Perché è importante. Inquadra le... Cioè praticamente ci sono 43 antenne già montate e le serre a meno di 1 chilometro abbiamo detto. Quello che dovrebbe fare male Domos, non fa male forse alle piante, cioè, capito? No, anche secondo me. Ma male a livello che forse non li fa crescere... Tant'è che Crocetta si è mosso come assessorato all'ambiente, ha trovato proprio i cavilli per aggrapparsi. Il pelo nella piaga ha trovato. Sì. Grazie al contributo importantissimo del Movimento 5 Stelle, perché dobbiamo dirlo che in questa vicenda davvero hanno avuto un ruolo fondamentale, hanno studiato. Una sennetta. Ma com'è? Ancora sai c'è? Voi siete niscemesi? Della vita contro la morte. Della vita contro la morte. Questo è il problema. Lei lo sa che ieri c'è stata la revoca ufficiale dei lavori? Sì, ma questo è niente nei confronti della vittoria finale. La vede lunga? Sì, lunghissimo. Questo è un problema mondiale. Non è un problema solo di ecologia. Il problema militare è più grosso, il problema è più complesso. Che lavoro fa lei? Io ho pensato, lavoravo all'ANIC,
ho fatto il fabbro. All'Anic dove? A Gela? A Gela. Noi siamo di Gela. Non so cosa Ci siamo mossi un po' tardi a venirvi in aiuto, vero? Oh, mi aiuta a chi? Al popolo niscenese e a noi stessi? No, infatti sì, a noi, perché... Del futuro della Sicilia. Passa da questo problema, il futuro. Crocetta hai voglia di dire io firmo la fede. Crocetta Si deve muovere lo Stato. No, dobbiamo fare una domanda politica. Qual è la domanda politica? Qual è la tua idea del futuro della Sicilia? Perché questa è un'indicazione. Con noi uno dei primi attivisti. Ci spieghi un po' come funziona il presidio? Praticamente i presidi sono iniziati intorno al 20 di novembre sulla base, sulla scorta del fatto che la ditta Comina aveva praticamente mandato una lettera al comune di Niscemi per chiedere dei permessi per poter passare da alcune strade dove erano posti dei divieti. Di conseguenza da quel momento in poi praticamente iniziano i presidi, il primo presidio è stato fatto all'Apa, successivamente è stato fatto questo di Contrada Ulmo e allo stesso tempo ce n'è stato fatto un altro a Terrana, l'altra strada d'ingresso che è quella praticamente della captazione di mare di Santa Pietro. Fa sì che comunque qua sì, abbastanza Facebook, poi abbiamo tutta una linea di messaggeria. Ma io vi chiedevo, i ragazzi vi rispondono? Cioè voi lanciate questi post e loro vengono? Sì, vabbè, c'è proprio questo rapporto con i nuovi social network che ci fanno da cassa di risonanza. Cioè uno qualunque cosa sta facendo dice no vabbè mi chiamano al presidio, vado. Ovviamente ancora è tutto in una fase di organizzazione, poi purtroppo cioè, nel senso che le gru e i mezzi pesanti sono passati la notte dell'11, quindi ovviamente il presidio adesso ha sicuramente un ruolo importante, però funziona perché comunque è sempre un momento di aggregazione, di partecipazione, di confronto. Secolari di... Non si sa che tipo di albero è un albero... Ma dai, una quercia. Ah, una quercia, ci dice la nostra responsabile all'umanistica della flora e della fauna. Oh no, non si dice così? Da lei c'è Santino. Ehi, con chi stai? Tutto bene? Com'è? L'accezzino vuoi tanguetare poi, no? Cancelleri c'è? C'è? Sì. Poi avviciniamoli, c'è? Dovrebbero essere, non lo so io, tutto sinceramente. Vogliamo infilarci nella casta dei gridi a intervistarli. Va bene, poi ci dai una mano. Porconi presenti. Ciao. Capo, prego. Però ovviamente la lotta poi si... della polizia, tu che senti di dire, perché c'è chi smentisce. Guarda, io personalmente comunque ho assistito a 2 dei 3 eventi che sono stati incriminati, cioè quello della notte dell'11 sicuramente è stata una cosa dove c'è quella dell'11 di gennaio che sicuramente ci potevano essere delle conseguenze molto più gravi per i manifestanti, perché comunque il numero era sproporzionato tra forze dell'ordine e manifestanti, noi eravamo una cinquantina, loro erano circa 150, quindi sicuramente c'è stata qualche manganellata, qualche opera d'alleggerimento, però per fortuna diciamo che non c'è stato nessun confuso grave, mentre poi l'altro atto grave, quale io ho visto semplicemente il video, che è stato quello della mamma di Desiree, sì, praticamente è stata strattonata e buttata praticamente sul fosso che... Sì, praticamente c'è quel video, poi lui ovviamente ha cercato di giustificarsi dicendo comunque che era stato aggredito, però ovviamente in un momento in cui ci sono scambi verbali le aggressioni vengono dall'una e dall'altra parte. Però per fortuna poi almeno anche oggi dimostra il fatto che comunque la protesta rimane trasversale, pacifica, comunque molto consapevole, centrata su quelli che sono i punti. Poi ieri abbiamo ottenuto finalmente comunque questo atto di revoca che diventa
così esecutivo, no? Quindi di conseguenza oggi questo stato di revoca impone il fatto che i lavori si blocchino del tutto, quindi adesso si può soffermare su quello che è il reale problema, perché io ho sempre pensato che il MUOS fosse un'opportunità, cioè nel senso l'opportunità per farci ascoltare sull'aspetto anche delle 41 antenne che dal 91, comunque perché anche sulle antenne c'è il fatto che nel 92 viene sciolto il Consiglio Comunale per mafia. Stai attento, c'è ferrofalato, dire con giubbotto per sazza, c'è Non ti preoccupare. Io non ci credo. Non si sa di chi fossero i terreni, addirittura c'è chi dice, voci di paese, che praticamente i terreni fossero di proprietà di società legate ai Salvo, quindi anche perché noi sappiamo che praticamente nel territorio limitrofo ci sono anche dei terreni dell'ex presidente Cuffaro. Rosa, così sta registrando, cazzo. Così. Minchia, non l'ava asciugata. Ok, invece del comitato di Gela quanti siete? No, allora, oggi siamo un'ottantina. Siamo riusciti a riempire un autobus da 54 e uno da 35. Ah, quindi alla fine due pullman. Sì, 2 pullman. E come mai mi dicevi ancora nulla? No, ancora come comitato ufficiale non c'è, però comunque ci sono delle mamme che sono venute oggi. Quindi è nato tardi, la solidarietà di Gela verso Niscione è nata tardi sul MUOS, però oggi possiamo dire che c'è una forte rappresentanza di gelesi, anche diversi politici, onorevoli. C'è Ventura, Fava. L'ho visto, abbiamo intervistato, abbiamo visto. La definiscono Totò, prendi qua infatti l'hanno definito una festa, sembra una festa ma è anche una manifestazione importante. No, beh, è una manifestazione pacifica e festosa, quindi. Niente, finiscitela tu. Ah, sta parlando? No, prego. Com'è? Ah, sta cosa dei 1000 euro, levati parlavo o no? No, conosce a mia, anche no? 5.000 euro potete scrivere, non scrivete no, spieghiamocelo chiaro, uno dice c'è chi da travagliare o no? Non spiego più niente a nessuno. Va bene. Io fido di spiegare. Vabbè, no, allora lo spiego io. Ora metto sul mio web, là, sulla pagina, metto quello di Pino Daniele, mo basta, sotto il testo, perché se troppo strunzo per parlare. Rispondiamo con la musica, quindi. Vabbè, ciao, buon lavoro. Dimmi tu. Praticamente si pigliavo l'auto blu per dire a travagliare, no? Ah, ho ora tu mi dire una cosa, un casino, sì, esatto. Ma scusa, ma chi stu come c'è a dire a travagliare? No, io non lo so quella ora. Cioè, ma come c'è a dire a travagliare chi? O no, a travagliare uno c'è a dire che macchina o no? Tu dici perché avevano firmato il fatto che non c'è, loro hanno rifiutato tutto, ad esempio un va a fare una spesa, lo so, ma dice che quel giorno hanno fatto una richiesta apposita con Trizzino. Ma certo, era una cosa istituzionale, avevano a dire dove venisse il gioco d'America, qui è univoro. Avevano a dire univoro e si pigliava la macchina da provincia, ma è normale. Cioè loro non fanno tipo che si va a fare una spesa, accompagnano un piccerino con l'auto blu, vanno dai trans con l'auto blu, non ci vanno, loro non fanno queste cose. Alla fine la utilizzano davvero per delle cose istituzionali, di servizi. Vedi, a volte poi con l'acqua sporca si butta anche il bambino. E poi dice, gli hanno contestato pure che praticamente siccome hanno rifiutato all'interno, come si dice? Loro dicono noi rimborsiamo solo le spese effettive, cioè per dire se tu ci metti 20 euro in benzina, ma porti il concino e ti dammo 20 euro. E chi ce l'ha fatta così, che macchina soffrate, pensa che no? Cioè, e tu, chi tu che? E tutti hanno detto come fa a spendere 20 euro in benzina al giorno se è un nuovo macchina? Capisci? Cioè, ma questa è proprio demagogia. Ma è secondo me stupidità, cioè anzi facendo così io la revoca dei lavori di ieri verificato c'è il Movimento 5 Stelle che vuole prima leggere. Allora anche noi la vogliamo leggere, io penso che Crocetta ha continuato in fondo la sua campagna elettorale perché dopo aver dialogato con il governo nazionale la revoca effettiva al giorno prima della manifestazione sembra un po' una presa in giro. È un grande atto di coraggio comunque sfidare il governo americano, il presidente di una regione, no? Come se lo dici tu, grazie a te stesso. Sì, lo è, però bisogna vedere cosa c'è dietro. Io sono perplessa, sinceramente. Perché dopo aver effettuato la revoca agli ultimi giorni, parlato con il governo nazionale per far diventare la base americana base NATO e quindi non aspettare più la discussione con l'America che avrebbe dovuto rispondere, il numero legale significa un po' una delega e la vaccina delle mani. Comunque non vogliamo che nel nostro territorio ci siano basi americane, gli americani a noi non ci vanno. Ciao. Buon rientro.
Ciao. Beh, ma dare chi? L'ultima cosa, nonostante il revoca adesso il presidio rimane? Come vi organizzate? Sì, penso che il presidio rimanga, anche perché il presidio viene gestito interamente dal coordinamento dei comitati, quindi ovviamente è molto variegato. Il presidio sicuramente rimarrà come esempio di impegno nel territorio, di costanza, di osservazione, anche perché ovviamente uno non si fida. No? Tenete alta la guardia? Sì, ovviamente alta la guardia, e poi ci stiamo muovendo comunque in tutte quelle direzioni, il cambio del decreto regionale, il fatto comunque del monitoraggio. Adesso dovremo vedere se partirà questa commissione con all'interno Zucchetti, che ovviamente essendo comunque un ricercatore indicato dai comitati, ovviamente è indipendente, certo. E comunque può garantire quello che è il rispetto e la tutela poi di quello che è il sito. Ora facciamo un paio di interviste, intervistiamo questo signore che ha una cosa qua, vediamo. Posso? No, volevo chiedere, siccome ho visto questo coso, è qualcosa? È qualcosa della Sicilia. Della Sicilia, così? Lei è qualcuno? Io sono o non conta un cittadino? No, io perché no, stiamo scherzando. No, lo contiamo tutti. Io sono stato sempre interessato a queste cose, io appartengo all'uomo salvato e fosse salvato. Ho capito. Io siccome non posso parlare perché giustamente sono sbagliato per ma infatti io la sagoma. La sagoma io non è che. Quindi, però lasciamo, è importante in questo momento stare con il popolo, perché ormai la politica, almeno questo genere di persone, non può risolvere nulla. Dobbiamo dare coraggio agli altri per farlo andare avanti. Sempre se gli altri lo accettano il coraggio. Perché se ci stiamo assieme. Una bella panoramica questo Beppe, Questi sono politici gelesi. Lei è politico palermitano. Palermitano, va. La politica è una scienza molto alta. Sì. E quindi praticamente siccome per farci diventare scemi, che fa? Che scambiamo l'opinione con le analisi e quindi non ce la facciamo. Poi ovviamente anche accertare il fatto che i rilevamenti vengono fatti in maniera consona rispetto a quelli che l'ARPA ha fatto con strumentazioni obsolete. Strumentazioni obsolete, e poi si parla addirittura di studi pagati dagli americani. Sì, praticamente questa cosa l'abbiamo scoperta in sede di, perché noi per un anno e mezzo abbiamo chiesto, pagati da me, ovvio, no, perché poi in questo caso esatto era proprio la Libreri, no, che praticamente aveva lavorato per questa società che era l'URSS, che era una società direttamente connessa con Finmeccanica, e lei era stata praticamente contattata per fare questo studio dall'URSS solo perché aveva fatto comunque delle ricerche sulle microonde per Finmeccanica. Quindi praticamente Finmeccanica che collabora con la Lockheed Martin, che è l'azienda costruttrice del MUOS, quindi praticamente praticamente hanno comprato uno studio. Sì, ovviamente hanno comprato uno studio e poi l'hanno avuto anche la bella faccia tosta di venire qua a Niscemi al Consiglio Comunale ad imbonire, a dire che la frittata fa meno male del MUOS, quindi ovviamente quello. Grazie. L'ingresso è un po' più avanti. Che succederà dopo? La revoca significa che loro dovrebbero smontare tutto e rilasciare il luogo così com'era inizialmente. Cioè la Sicilia secondo statuto ha questa possibilità davvero, senza che sia lo Stato a intervenire? Allora, com'è che ha agito il Presidente? Ecco, ha agito tramite la Commissione Ambiente. Ha agito andando sul problema salute dei cittadini, perché lui ha l'autorità di intervenire quando si tratta di salvaguardare la salute. Quindi in termini precauzionali lui aveva fatto prima la sospensione e ora adesso ha fatto completamente la revoca. E quindi ieri cosa è cambiato? È cambiato che prima era stata sospesa, ora è revocata completamente, quindi non ci può essere più un proseguo dei lavori. Prossimo step? Il prossimo step stiamo ad attendere se smonteranno tutto. L'assessore regionale Lobella ha emanato un provvedimento di una sospensione temporanea e ha dato 30 giorni agli Stati Uniti per dare dei chiarimenti in merito all'impatto sia ambientale che sulla salute. Non sono stati dati? Sono decorsi inutilmente questi 30 giorni e l'assessore regionale revoca definitiva.
quindi non c'è più nulla da aggiungere. Si può uscire un musso, va? E infatti. Tecnicamente sì. Ora vedremo quello che succede. Laddove dovessero portare degli studi invece che confermano la ma se c'è la revoca significa che dovrebbe essere irreversibile. Io parlo col condizionale perché poi vedremo. No, ma io penso proprio che non si farà. Cioè, comunque in ogni modo è un atto di coraggio sicuramente del Presidente della Regione e della sua amministrazione. Mi piacerebbe che questo movimento, questa cittadinanza attiva, perché di fatto è questo, ci fosse non soltanto per i temi di fondo ma anche per tutti i temi che riguardano la politica. Io penso che forse con una tipologia di cittadinanza di questo tipo forse la politica non sarebbe riuscita a dare il peggio di sé nelle manifestazioni, negli atti regionali che sono venuti fuori. Quindi maggior attivismo. Io ritengo che la gente deve essere molto più attiva nella vita. Non a caso il Movimento 5 Stelle è il primo partito in Sicilia, no? Che succede? Sei un troll tu. No, assolutamente. Dire che da dire, che si sta scaricando a batteria, va veloce, dai. Una bella festa? Ciao. Sì, una bella festa, dai. Speriamo che la revoca fra 15 giorni non ha nessun vizio, ci saranno. Bravo, tu che studi, io la parte delle commissioni, dal punto di vista legale, com'è sta revoca? Perché loro sono diffidenti a 3.000. Il deputato Arancio ci assicura che la revoca è ufficiale e definitiva. Veloce, La verità dov'è? No, la verità sta poi nei fatti, poi il tempo ci darà la verità. Che tempi abbiamo? No, tempi non ce n'è, perché secondo me pure dipende a livello nazionale. Anche perché le antenne sono le uniche esistenti e quindi si possono fare delle misurazioni, mentre col MUS è solo in fiducia, perché non ci sono delle misurazioni. Invece per quanto riguarda le antenne, ora la lotta dovrà iniziare per queste antenne, così si spaziano i dubbi sul MUS. Perché... C'è il Cancelleri oggi qui? Qua sono. Cai Cancelleri, cai. Cancelleri, ciao, prima che si finisce a battere. Qua la signorina giornalista. Ciao. Bene. Allora ci fidiamo di questa revoca ufficiale? Fidarci. Ci spieghi un po' com'è? No, davvero, perché uno poi perde anche alcuni passaggi. Allora, io ho chiamato ieri la Lobello immediatamente appena ho letto il comunicato sul Repubblica. Però volevate leggerla? E gli ho detto praticamente, ma è la revoca definitiva, sì. Adesso prima di lanciarci in facili entusiasmi, leggiamola prima, ancora non ce l'abbiamo. La prossima settimana quando torniamo a Palermo la prendiamo, la valutiamo, poi la divulgheremo pure come è il nostro uso, fare in rete in maniera tale che la leggono anche tutti. Perché il fatto che arrivi una revoca il giorno prima di una manifestazione nazionale, non lo so, un po' di perplessità c'è. L'ho letto nel vostro comunicato, l'ho notato che eravate un po' perplessi in merito. Perché ora ci sarà sicuramente Roma gli americani faranno ricorso, vorranno contrarragione di queste cose. Ma poi è vero che in questa materia delibera la Regione e non lo Stato. Chi è davvero competente? Se lo Stato l'ha definito un sito di interesse strategico per la difesa nazionale, come fa la Regione a superare quasi lo Stato? Allora, qual è il cavillo che avete utilizzato? Non lo so perché ti torno a ripetere, io questa cosa non l'ho letta. Il discorso è che c'è allora ci sono delle autorizzazioni all'installazione qui in Sicilia, mentre a livello nazionale viene rilasciato, c'è stato praticamente, si è firmato un contratto fra lo Stato nazionale e l'America. Ora è lì che passa la palla. Cioè io penso che il Parlamento siciliano e il governo regionale hanno fatto tutto quello che potevano fare. Possibile. Ora la palla passa lì, adesso, e io spero che quelli del 5 Stelle a Roma la faranno. Io gli chiederò di istituire, di fare una richiesta, di istituire una commissione speciale di inchiesta sul MUOS. Oggi il Presidente Crocetta dichiarava che laddove il MUOS dovesse essere davvero non nocivo e quindi laddove non dovesse creare danni, lui autorizzerebbe la costruzione. E come lo valutiamo? Siamo in attesa di studi che verranno commissionati, spero ad enti indipendenti e non più ad americani o a contratti pagati dall'America. Tu vuoi dire, dice come lo valutiamo se non lo accendiamo?
siccome non sa giumare, quindi non ci sarà mai una valutazione. No, ma già c'è una forma identica al MUOS, c'è in America, allora vanno quindi lì, loro devono, perfetto, devono essere fatti degli studi. Le carte, io voglio sentire la popolazione di quella zona, io vorrei vedere il registro tumori di quella zona. E infatti lì nasce dove parecchi chilometri dista, ora non so in che linea d'aria, però distante da un centro abitato, com'è che qui nasceva? È così. Questa è la cosa che si deve evidenziare, e soprattutto ci vogliono, dico, commissioni d'inchiesta, perché io anche come cittadino vorrei sapere il governo centrale, quello di Roma, è pro o contro il MUOS? Politicamente l'hanno definito un sito strategico di interesse. Ora cambia, ora ci sono altre forze politiche in campo, ora scopriamo questa cosa. Io da cittadino lo vorrei capire. C'è una commissione d'inchiesta che con parlamentari liberi che cominciano a prendere documenti che ai più sono segreti, così cominciamo a leggerli tutti e ci facciamo anche un'opinione più dettagliata. C'è chi entra in confusione, a maggior ragione che viene divulgato così poco. Comunque, poi di fronte a una manifestazione del genere, insomma, di dissenso. Poco fa un deputato del PD, Arancio, Gelese, la definiva una manifestazione di semplice ringraziamento, perché dice ormai per come si sono concluse ieri le cose, invece ricordiamo che bisogna tenere alta la guardia. Questa è una manifestazione dove le persone sono venute a manifestare il dissenso contro questa installazione, la guardia deve rimanere molto alta. Sbagliamo se pensiamo che la cosa è finita, perché non è finito niente. Non è assolutamente solo una festa, è anche una festa ma è una manifestazione di dissenso. Certo. Grazie. Prego, domani me ne frego. Ciao, grazie. In più proprio ci sono le voci. Allora, com'è il suo fatto del bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto? Qual è che preferisci tu? Quello mezzo pieno o quello mezzo vuoto? In che senso? Il bicchiere, tu non c'hai la foto. Dalla mia foto, sì, ma no, mi stai però riconoscendo a me? No. Come no? Totò Galandi mi chiama. Ah, Totò Galandi, ok. No, sono ti ho in bianco e riconosciuto nero. dalla foto. Certo, sono più bello nella foto. Come allora, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? No, però lì c'è scritto che è mezzo pieno, mezzo vuoto, che è la stessa cosa, e poi c'è quello magico, che è quello sospeso. Ah, Magician, sì, Magician. Allora la devo riguardare. Vabbè, niente, è che siccome si sta quasi per scaricare la telecamera e volevo scaricarla con lei. Vabbè, grazie. Perché a me non fai? Qualche volta ne organizziamo con Rosa. Ti faccio fare tutte le interviste. Con Rosa. Io faccio qualche volta, perché non venite a Palermo e ci venite a trovare al gruppo come lavoriamo? Mi piacerebbe un casino. la tossicologia. Ora per la Campaccio, poi. Sei nero tutto, fa nero. Ho beccato un tuo senatore però. Uno che lo intervistato. Serra Camparo ora. Vabbè, avanti. Marco Ventura mi diceva un attimo fa che la prossima manifestazione la faremo a Gela. No, che diceva che hanno autorizzato di installare piano eolico offshore a 3 il Consiglio dei Ministri, quindi faremo la prossima manifestazione ci opporremo, è chiaro, no? Contro il PEOS. Ciao. Le paleoliche, sì. A quanto pare tutte le installazioni che hanno delle rilevanze in termini ambientali vengono tutte relegate nella nostra provincia. Io penso forse qui anche la regione dovrebbe fare un piano delle energie alternative, perché ormai non si può lasciare tutto il caso. Io penso che bisogna programmare tutto. Un maggiore coordinamento. Sì, ci dovrebbe essere un maggiore coordinamento. Invece il Presidente oggi non c'è qui alla manifestazione. Ma sarebbe stato un non senso che lui venisse. Certo, lui ha già fatto quello che doveva. No, però sarebbe stato bello vederlo qua tra di noi, no? Il nostro Presidente. Comunque io ho sempre ammirato di Crocetta la capacità di decidere. Questa è uno no, che gli si deve dare atto, questo bisogna sì, dargliene atto. Sì, perché la politica deve sempre decidere, o in un senso o nell'altro, perché uno che non decide se ne sta a casa sua. E quando Crocetta non decide, significa che ha deciso di non decidere. Come Avatar registrare?
Mamme non muos. Fate mamme non muosse. Buongiorno. Quante siete? 600? No, ma non siamo 600, assolutamente. Quanti siete? Ma quante siamo quelle operative? Bisognerebbe differenziare tra le attiviste e le iscritte, ma che poi magari... Allora tutti quanti applaudono, tutti quanti condividono, ma pochi si mettono in campo poi a lavorare. Messa in campo perché? Per i vostri figli? Tanto sì, e poi perché abbiamo dal primo momento che abbiamo conosciuto le mamme di Niscemi abbiamo voluto creare subito unione e sì, è proprio... E come avete accolto la revoca dei lavori stabilita ieri? Ma siamo state contente noi. Un bel regalo. Per noi è stato un bel regalo, per i ragazzi del presidio no, loro sono stati diciamo presi in giro altre volte e non credono che questa sia vera. Non credono che sia vera. Vorrebbero, insomma, penso che vogliono più... Sono scettici. Sono uguali. Ma d'altronde ne hanno sentite di cotte e di crude. Noi veniamo al presidio da un mesetto ormai, spesso, molto spesso. Sì, abbiamo costruito un muro di giocattoli stamattina là in fondo, che doveva essere la fine del corteo. Ma la polizia l'ha distrutto. Ma la polizia perché un muro di giocattoli per motivi di sicurezza. Ah, e quindi poteva essere una bomba. Poteva essere un'arma di distruzione una bomba. Per la nostra e per la loro sicurezza. Questo psicopatico. Psicopatico che metteva l'esplosione. Se era una bomba. Va bene. Lo mandiamo in onda questo sceneggiato? Sì, su YouTube però, signore. Sì, su YouTube. No, non solo su YouTube, lo mettiamo su Visione di Oggi. Visione-di-oggi.it. Una testata giornalistica web. Alla fonte però è YouTube. Ciao, Grazie. Auguri. La volevi la bandana? La volevo che? Ah no, mischina, poi ce la dovevamo fare regalare. Perché? Perché dai. La revoca dell'autorizzazione che però noi domani leggeremo quando sarà pubblica. La revoca dell'autorizzazione del governo Crocetta noi la dobbiamo leggere perché nei mesi scorsi hanno promesso di fare atti importanti di revoca sul MUOS, però abbiamo partorito piccoli topolini. Io spero che quest'atto di revoca sia veramente definitivo. Ma lo dobbiamo leggere, ma la partita a noi sembra appena all'inizio. Perché ci sembra all'inizio? Perché anche l'autorevole governatore oggi, che noi rispettiamo e ringraziamo per l'atto che ha fatto, oggi però ha fatto, fra virgolette, delle dichiarazioni che ci fanno rimanere perplessi. Leggiamo su un importante quotidiano regionale, oggi sulla Sicilia, leggiamo virgolettato dal governatore Crocetta: ma che la fate a fare questa manifestazione oggi? Non c'è bisogno, basta, fermatevi perché tutti è fatto, non la capisco perché è una manifestazione ideologica. Se ideologica significa bloccare le parabole del MUOS, perché oltre a recare danno alla salute, a stuprare i territori, a poter interferire anche sugli aeromobili, poter dire che anche sono strumenti di guerra, lo possiamo dire? Sì. Lo possiamo dire che il MUOS è uno strumento di guerra? Sì. E che dirige i droni, gli aerei militari senza pilota? Sì. E possiamo anche dire oggi che noi siamo contro la militarizzazione dei territori e vogliamo anche chiudere questa base tutta! Parabole e antenne! Parabole e antenne! E non ci sono commissioni che tengono! Studiate pure le interferenze dei campi elettromagnetici sulla salute! Fatelo, ci serve! Ma c'è già tanto materiale su questo per dire che i campi elettromagnetici immondi delle parabole che sorgeranno del MUOS e soprattutto delle 46 antenne sono dannose. Fra di noi c'è presente qua oggi il professore Zucchetti, che noi ringraziamo. Grazie Zucchetti per quello che hai fatto insieme a Corrado su questa vicenda e noi ci sentiamo garantiti da te. Da te Zucchetti, professore, se farai parte della commissione terza che dovrà vigilare e fare uno studio attento sul MUOS e sulle 46 antenne. Però
Noi del coordinamento diciamo una cosa: noi vogliamo che le eventuali informazioni sul MUOS, su cui lavoreranno i tecnici, anche tu Zucchetti, siano resi pubblici prima degli studi. Le informazioni sul MUOS tecnico-militare, gli americani e anche il console Moore testimoniano in questi giorni dell'esercito militare americano in Sicilia. Noi vogliamo che le informazioni sul MUOS vengano rese pubbliche e date agli organi di informazione a tutti i cittadini. Americani, fatelo, vi aspettiamo, vogliamo conoscere queste informazioni. E poi un'altra cosa, oggi c'era bisogno di questa manifestazione, abbiamo visto anche reportage sugli organi, su testate nazionali, la Repubblica, sul MUOS, su ciò che si sta facendo, sul movimento in atto. Non abbiamo visto una parola sulla Repubblica che parla del movimento no MUOS e dei comitati che in questi mesi hanno costruito quello che stiamo vedendo. Noi ci siamo, facciamolo vedere! Esistiamo! Media, esistiamo! Siamo i comitati che da mesi siamo qua! Il presidio resistente di Contrada Ulmo è qua da 4 mesi che resiste e siamo qua. Parlatene per favore, media, dateci anche la parola, oltre a darla a chi ce l'ha ogni giorno. E quindi ceti politici istituzionali, assessori, deputati, eccetera, sindaci, ok, fateli parlare, ma per favore dateci un po' di spazio in cui diciamo alcune cose come stanno. Oggi siamo qua, quindi per bloccare il MUOS, per bloccare le 46 antenne, per dire che non abbiamo bisogno di una Sigonella militare. La capitale mondiale dei droni, Zucchetti, è soltanto a 40 km da noi. Noi vogliamo che Sigonella non sia la capitale dei droni, ma venga riconvertita a usi civili e che il governo italiano la smetta di spendere soldi con le armi e con l'F-35. No al taglio delle spese sociali, sia al risparmio e all'investimento per il welfare, per i ceti sociali più deboli in questo paese. E poi finisco subito, abbiamo anche un'avvertenza, oggi siamo qua per questo. Crocetta, ascoltaci ti prego, non dipende solo da te, tu hai, governatore, hai delle competenze sulla cantierabilità dei lavori MUOS, però tu sai, e noi pure, che il MUOS è stato deciso di farlo qua per un accordo bilaterale del 1954 che include gli Stati Uniti d'America e il governo italiano. Traduco, gli americani possono fare basi in Italia dove vogliono e certe scelte non passano nemmeno dal Consiglio dei Ministri italiani e delle Camere del Parlamento. Stavano facendo in grande silenzio questo scempio senza che nessuno lo sapeva. È stato soltanto il movimento di base, i comitati, gli attivisti MUOS che hanno incontrato, fatto pressioni, informazioni, si sono messi insieme chi era d'accordo, si sono scontrati e hanno creato quello che state vedendo. Quindi grazie a tutti, ora e sempre no MUOS, smontiamo e spegniamo queste 46 antenne. Grazie a tutti, grazie. Sono Massimo Zucchetti. Non vi parlerò di elettromagnetismo oggi, ma una cosa, questo è un sito di interesse comunitario, è un parco naturale. Non mi risulta che il Grand Canyon e il parco di Yellowstone negli Stati Uniti abbiano delle basi militari. Non mi risulta. Un'altra cosa, come mai un rapporto
fatto per conto della Marina Militare e dell'esercito americano sconsigliava di installare questa installazione a Sigonella, il MUOS, perché dava fastidio alla circolazione aerea, dava fastidio agli apparecchi elettronici e ai pacemaker, e invece qui questo fastidio non esiste. Abbiamo i rapporti fatti dagli americani che dicono che questa installazione è pericolosa e fastidiosa a Sigonella e quindi la mettono qua. Questo non è possibile. Da oggi pare che questo cantiere sia un cantiere abusivo, quindi io, se verrò nominato in una commissione, vorrò sapere prima di che cosa si parla. Io voglio parlare delle 41 antenne e voglio che le 41 antenne vengano messe a norma, cioè vengano spente e portate via. Del MUOS non ne voglio neanche più sentire parlare. Io mi rifiuterò di far parte di una commissione che valuti l'impatto ambientale del MUOS. Se vogliono costruirlo, rifanno tutto l'iter autorizzativo seguendo la legge italiana, e questo comporterà tutta una serie di cose, non soltanto una commissione. Io sono un povero tecnico e non sono un pupo. Quindi se si parla di antenne va bene, da oggi di MUOS non ne voglio più sentire parlare, è finita! Grazie! Anche se voi non avrete ancora ricevuto questa lettera, ugualmente vi sentiremo vicine, perché sappiamo che il tanto è il sorriso di ogni bambina, se il tanto è il sorriso di tutti i bambini del mondo, e questo per noi si chiama pace. Bambini di Niscemi, 28 marzo 2003. Intanto grazie al coordinamento siciliano che ha avuto la capacità e la grandiosità di grande civiltà oggi. Oggi siamo stati tutti molto civili, qualcuno aveva il dubbio di questa grande civiltà. E poi noi del Movimento Mamme Non MUOS abbiamo contribuito ai presidi, a questa lotta, e con grandissima forza ci abbiamo messo tutte noi stesse, e oggi devo dire grazie a tutte le mamme di Niscemi, perché ce l'abbiamo fatta e ancora ce la faremo, e ci batteremo fino a quando non vedremo smantellare le 41 antenne, e poi tutti ci ritroveremo qui a festeggiare di nuovo. Grazie a tutti voi che siete qui, grazie. Invitiamo una delegazione della NOTAP, Nina. Vi prego di essere brevi. Nina. Ciao a tutti, grazie. Arriviamo dall'Alta Val di Susa, siamo in NOTAP. Siamo fieri ed orgogliosi oggi di rappresentare una grande parte che avrebbe voluto essere qui, ma per ovviamente problemi economici non possiamo esserci tutti. Comunque sia, grazie dell'invito, grazie della solidarietà e della partecipazione il 23 marzo. Grazie alle mamme Non MUOS che danno un esempio a tutta Italia, e soprattutto grazie a questi cittadini che hanno voglia di fare una vita diversa e di averla soprattutto diversa, di riappropriarsi della terra, della salute, del benessere, della scuola, perché è questo che deve fare lo Stato italiano, dedicare a tutti gli italiani uno spazio dove dire la propria parola, le proprie cose. Quindi NOTAP, sempre, Non MUOS per ogni cosa, e sì alla ricostruzione, sì, e 1, e 2, e 3, a Saladino! Chiude Salvatore Giordano, delegato del coordinamento regionale dei comitati Non MUOS. Oggi è una giornata storica per noi, è la giornata della revoca, perché la revoca la stiamo facendo noi dal basso, da 4 mesi siamo qui con gli attivisti, grazie agli attivisti che sono qui, grazie a tutti, nessuno escluso, siete più del previsto, nonostante gli
cancelli del malaugurio. Vabbè, va Rosa, facciamo strada, che dici? O vuoi rimanere qua? O vuoi rimanere? Che dici? Vuoi risciarcare? Hi, Doc. Hey, Fish, what are you doing? If you don't mind, we're going to record this. Is that cool? Oh, that's cooler than hell. Hell yeah. That's his biggest dream, man. So his biggest dream was me and him going to party with you. Trail of torn-out twisters, 2 angels on a mission game. Dust devils dance before them in the path of the hurricane. On the road to Oklahoma, through the flatlands from LA, from the shadows in the valley, from a country where the lizards play. While they drove, they got the radio on. Why don't you sing along, sing along, sing along? Brother 52. Brother 52. I don't think so. A man stands behind his shadow. A man stands behind his words. These men are together with family to defend the rights in another man's world. Most people stood against them. Most people disagreed with the need for all those weapons in a safe, secure society. Read the words and the pictures on another man's skin. We are lovers, warriors, magician kings. Brother 52. Brother 52. Here's what happened. 52 barred the door shut from the inside. A gunfight started on the front porch. 52 shot back. You know, they come to his home with it, so he's protecting himself. The guy inside the house blew his brains out. Yeah, they made it look like he killed himself. But no one believed he would, because he's not that kind of man. And so, I mean, he wasn't afraid of death. You know, he believed in something, he died for it. That's what he did. Some say he had it coming. Others say he was so to blame. But who says they've got the rights of any at all to blow the brothers away? Man got a right to wonder. A man got a right to dream, without looking over his shoulder to choose the manner of the life he leads. One man's thoughts and another man's skin. We are lovers, warriors, magician kings. Brother 52. Brother 52. Well, I don't think so.
what they had done was they had come in and murdered him for his firearms and his ammunition. And it's just like that Waco, Texas, or any of these other things over here in the United States. Anybody that's stockpiling firearms and ammunition is a threat to the government, so the government wages war against us. They tortured him. He went out, I'm sure he stood up like he's supposed to, you know, and smashed all the rings shut on his fingers with a hammer. It was all an orchestrated plan, man. The closer I was getting to the truth, the more they got everybody looking at me as being the guy that pulled the trigger. And what they did, when they killed 52, they broke the whole family up. That's exactly what they wanted to do.